La Regione da parte sua dovrà investire e nella nostra proposta c'è l'idea di istituire un fondo contro la violenza nei confronti delle donne e per i percorsi di autonomia delle donne oggetto di violenza. Penso che sia necessario investire fortemente su questo tema perché non possiamo più sopportare di leggere notizie come quelle dell'altro giorno a Verona. Così il candidato presidente alla guida della Regione Veneto per il centro-sinistra, Giovanni Manildo, promette un fondo regionale per prevenire la violenza di genere e aiutare le vittime. Per l'eurodeputata Alessandra Moretti non è solo violenza, ma una guerra contro i corpi e le vite delle donne. Una guerra che dobbiamo combattere probabilmente con strumenti nuovi. Non bastano la severità delle pene, che servono sicuramente, non bastano nuove forme di reato, serve investire nella formazione, serve investire nell'educazione nelle scuole, nel lungo periodo certamente, ma dobbiamo fare un salto di qualità e questa deve essere una battaglia che appartiene a tutte e a tutti. Prevenzione ed educazione, questa è la strada da seguire per fermare la violenza di genere secondo gli esponenti Dem, che si dicono dispiaciuti dalle recenti prese di posizione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'educazione all'affettività è qualcosa che mi dispiace molto, le ultime misure del ministro Valditara, educare all'affettività, educare al rifiuto, educare al rispetto dell'altro è fondamentale, dobbiamo attuare tutti un percorso che cambi una cultura veramente pericolosa.